La rassegna stampa. No, insomma, questa cosa qua del paniere è una roba che bisogna commentare. Poi la commentiamo perché ci facciamo lavare il cervello dagli imbonitori della televisione. Il cuoco che ha rotto le balle per una vita in cucina, che poi si mette a fare 4 hotel, 4 ristoranti, 4 hotel, quella roba lì, e poi guarda cosa c'è sopra il materasso, e c'è quel coso lì, il sopramaterasso, adesso è entrato nel paniere perché tutti noi lo vogliamo, capito? Ah, boccaloni, ma serve, ce l'ho anch'io, e serve, assolutamente serve. Buongiorno, siamo in diretta, noi stavamo parlando, no, con Francesco, giustamente tu ce l'hai, ma com'è il tuo sovramaterasso? È carino, ci puoi fare la pipì che non si bagna, hai capito? È bellissimo, è divertentissimo. Buongiorno da Sammy Varin, certo, grazie Francesco in regia, ma grazie a tutti voi che anche oggi siete lì ad ascoltarmi. Uno dice ma sembra incredibile, ma tutti ad ascoltare me. Boh. Il buongiorno dalla rassegna stampa di Radio Libertà, che non è una rassegna stampa proprio così, è un qualcosa di diverso. È un differente format per dare modo a chi magari si annoia sentendo i titoli dei quotidiani, sentendo uno che legge pedissequamente le robe, e noi cerchiamo di dare un prodotto diverso, e quindi è una rassegna stampa a cui partecipate tutti voi entrando in onda con un messaggio, un WhatsApp al 340 6709 659, commentando quindi le notizie del giorno e magari dandoci anche degli spunti, dei consigli, perché la nostra è una radio collegata a doppio filo con la politica, speriamo con la buona politica, e quindi ogni vostro consiglio è importantissimo, viene ascoltato da deputati, da senatori, consiglieri regionali, consiglieri comunali, assessori, Assort, Mamet, insomma c'è di tutto chi ascolta questa radio. Destra, centrodestra, ma non soltanto, c'è veramente di tutto, e ci piace anche confrontarci con chi magari non la pensa come noi. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo. Buongiorno a chi ci segue dall'automobile, lo ricordiamo, in tutte le auto recenti siamo presenti nella banda DAB della vostra autoradio, basta cliccare DAB e cercare, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. Buongiorno a chi ci ascolta al calduccio da casa, in televisione, sul canale 252 del televisore, anche qui siamo in tutta Italia, ma naturalmente buon mattino a chi semplicemente ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci ascolta quando gli pare, nei momenti più strani della giornata. Tu clicchi sull'icona Radio Libertà e parte l'audio, quindi ci senti con l'altoparlante del tuo telefonino oppure con le cuffiette, con gli auricolari. Se non siete capaci di scaricare l'app, pestategli in mano il telefonino al negoziante dove avete acquistato il telefonino, o a vostro figlio o a vostro nipote. È veramente una stupidata scaricarlo, e non sembra, ma è molto più semplice di quanto pensiate poi ascoltarci attraverso internet, attraverso l'abbonamento internet che sicuramente pagate ogni mese, perché c'è sempre ormai in qualunque contratto l'abbonamento internet. Buongiorno naturalmente a chi si aspetta che io ora vada a leggere i quotidiani e invece li vado a leggere, dai, Sammy Varin, non iniziamo a far lo scemo subito, però subito le notizie della notte, perché c'è la notizia della Cina. La Cina ha già risposto a Trump sulla questione dazi al 15% su carbone e gas USA. Te capì? Cioè ancora prima che Trump agisse tanto, quella ha già agito, quindi è guerra commerciale ufficiale. La Cina ha risposto a Trump dando dazi al 15%
10% su carbone e gas degli Stati Uniti. Aliquota al 10% su petrolio, avviata un'indagine a carico di Google. Questa l'ultimissima notizia della notte dell'agenzia ANSA e che ora trova spazio anche su tutti i siti. Sul Corriere, dazi, la Cina risponde a Trump, tariffe del 10-15% su carbone e gas USA. Perché i mercati scendono e il dollaro sale ancora? E le cripto? Queste sono le domande chiaramente che si fanno i giornalisti del Corriere, che non hanno null'altro a cui pensare, mentre Repubblica è fissata, posso capirla, poveretta, sull'intervista alla Schlein. Oggi non potrò fare a meno di leggervi almeno mezza riga. Oggi c'è la Schlein su Repubblica con una frase, la frase è carina, dai. La destra non si insegue, si batte. Nel senso che ci vogliono menà questi, no? Si batte nel senso che si batte politicamente, mentre qualcuno ci vorrebbe inseguire per darci... Vabbè, non l'ho capita, la Schlein sai che è sempre un po' criptica, è vero, è vero. Ci tuffiamo certamente nella carta stampata. Oggi però vorrei farvi notare una cosa abbastanza intelligente che non capita spesso e ci fa capire, insomma, come sia attivo il neopresidente degli Stati Uniti Trump, un'attività che ritroviamo proprio sulle prime pagine dei principali quotidiani quest'oggi. Vi faccio un esempio: la prima pagina del Corriere della Sera, dazi e mercati, Trump tratta, si usa il verbo tratta. Vado su Repubblica, dazi, l'Unione Europea avvisa Trump, quindi Trump è avvisato. Attenzione, mi sposto, resto del Carlino, borse in caduta, Trump tratta anche qui sui dazi. Vado sul Messaggero, attenzione qui, Trump incassa, dazi sospesi. Questa è l'apertura del Messaggero. Andiamo un po' più in là e il Sole 24 Ore apre con dazi, mercati in tilt e Trump frena. Quindi abbiamo vari verbi. Repubblica dice Trump avvisa, il Corriere Trump tratta, il Sole 24 Ore Trump frena. Se vado sul Domani, addirittura Trump diventa il feroce, dazi, Trump il feroce piega il Messico. Quindi Trump anche piega, Trump fa cose, ragazzi, fa tante cose. Poi ci sono quotidiani che gli danno semplicemente andando sul Manifesto, ad esempio, libero mercante. Questo è il principale titolo del quotidiano Il Manifesto. Se vogliamo esagerare, vi porto sul quotidiano del Sud, Trump abbaia. Fa pure questo Trump. Trump abbaia, l'Europa tratta. Interessante quindi vedere quante cose che Trump fa sui vari quotidiani. Chiaro che io mi fermo sul Secolo d'Italia perché c'è un'altra verità. Parallelamente a quello che fa Trump, avvisa, tratta, frena, incassa, piega, abbaia, è in arrivo un nuovo Sumaoro, signori, che palle. E devo dire a me stava più simpatico quello originale, perché questo qua non lo so che si è svegliato adesso. Com'è sta cosa? Il Secolo d'Italia titola questa mattina: avanti un altro, eccolo qua, effetto al-Masri, anche un migrante denuncia il governo. Che farà la procura? L'editoriale di Carlo Marini. Siamo sul Secolo d'Italia, il giornale preferito da molti di voi, lo so. Si chiama, è già il titolo, cioè il nome, che cavolo, Sumaoro era così bello, poi era anche ritmato Suma, oro, Suma, oro. Questo che lì si chiama Lam Magok Biel Ruei.
e non ce la riesco a fare la canzone su questo Ramabok Bierruwei. Ramabok suona male. Ha 32 anni, non scherzare, Sammy Varin, è un migrante originario del Sudan ed è una presunta vittima, che ne sai se è tutto vero quello che dici? Metti in dubbio queste cose. Sammy Varin, razzista, ma in senso buono, è una presunta vittima di Osama al-Masri, il comandante della polizia giudiziaria libica. La scorsa settimana tale Lam Bakok Biel Ruei, ripetete con me perché questo ci sarà un nomignolo per gli amici, Lam, codesto tipo a partecipare, non c'era sfuggito sta roba, nella conferenza stampa alla Camera con i leader della sinistra, Schlein, Bonelli, Fratoiani, c'erano tutti questi neri che ho detto mamma signor, sale successo, ha partecipato con altri migranti africani alla conferenza stampa con gli amici di sinistra. Oggi questo 32enne sudanese che viene ospitato in Italia dalla ONG Baobab, quelli che a Roma sono osannati, aiutati dal comune, li ama e li odia, soprattutto li odiano i vicini di casa perché chiaramente è diventato un casino che va avanti, indietro, africani di qua, africani di là, sembra di essere davvero in Africa. Fatto sta, questa ONG rispettabilissima, fanno un bellissimo lavoro valoriale, organizzazione che vanta tra i suoi finanziatori Open Society di George Soros, ma questo è un particolare. Questo tizio ha denunciato il governo italiano per favoreggiamento perché le condotte di Nordio, Piantedosi e Meloni hanno sottratto il torturatore libico alla giustizia, ce l'abbiamo rimpatriato con un volo di Stato, che cazzo. L'inerzia del ministro della giustizia, il quale avrebbe potuto e dovuto chiedere la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale, prendo fiato, è il decreto di espulsione firmato dal ministro dell'interno con l'immediata predisposizione del volo di Stato per ricondurre il ricercato in Libia. Oh ragazzi, ma sti fascisti quanto fiato hanno a scrivere gli articoli? Hanno consentito, stiamo scherzando, hanno consentito ad al-Masri di sottrarsi all'arresto, di ritornare impunemente nel suo paese di origine, impedendo così la celebrazione del processo a suo carico. Si legge nella nota di Baobab. Esiste un comunicato ufficiale della Corte Penale Internazionale del 22 gennaio 2025 che secondo Francesco Romeo, che c'ha pure il legale questo Lammagok, dimostra che le autorità italiane erano state non solo opportunamente informate dell'operatività del mandato di arresto, ma anche coinvolte in una precedente attività di consultazione preventiva e coordinamento volta proprio a garantire l'adeguata ricezione della richiesta della Corte e la sua attuazione. Insomma, sapevamo tutto e lo abbiamo rimpatriato. Bravo, Lam Magog Biel Ruei, ricordate questo nome, cognome, indirizzo, 32 anni, l'indirizzo è Baobab, Roma. Avanti un altro, titola oggi Il secolo d'Italia. Chiaramente la vicenda al-Masri è bella calda, tanto che ieri in Parlamento non c'era assolutamente nessuno in aula, ma questo è un dettaglio che ora scopriremo. Uno dice, ma scusa, questi ci stanno facendo un culo quadro e non vengono neanche in Parlamento a parlare? A cosa serve il Parlamento se non a parlare? Ma loro vogliono la Meloni, che d'altronde in queste ore è impegnata a Bruxelles per far sì che Trump non ci dazi, Dazio, Dazias, Daziavi, no, è della terza, Dazio, Dazis. Vabbè, Avvenire, signori, il quotidiano cattolico, eccolo qua, fratelli e sorelle, buongiorno, invisibili e sfruttati. In Vaticano il summit, accogliamoli e proteggiamoli. Già qua uno si sveglia male la mattina con i leader. Al centro il dovere dell'ascolto. Non scherziamo, qui sono bambini, i bambini vanno tutti quanti accolti, anche se a Roma qualcuno non si è comportato proprio bene. Ultimamente con tutte queste baby gang a Milano poi ne stanno combinando di tutti i colori. Poco più che bambini, signori, a 12 anni.
fanno le cose che io facevo a 25, non le facevo neanche a 25, papà, ti giuro. Francesco preannuncia un'esortazione sui bambini: ucciderli significa negare il futuro. Appello per i milioni di schiavi del lavoro e profughi, con il rischio che diventi normalità. Nulla vale la vita di un bambino. Siamo sul quotidiano Avvenire. Uccidere i piccoli significa negare il futuro. Ruota qui intorno il senso del summit internazionale per i bambini che si è tenuto ieri in Vaticano, al termine del quale il Papa ha anche annunciato un'esortazione apostolica sui diritti negati dei più piccoli, uccisi, sfruttati, spesso cinicamente, neanche visti dal mondo dei grandi. Un'ingiustizia, chiede Francesco, che merita una risposta immediata e concreta, che trova nei piccoli schiavi del lavoro uno dei suoi aspetti più drammatici, come si ricorderà nella giornata di preghiera contro la tratta. Siamo sempre su Avvenire. A proposito di tratta, Trump tratta, Avvenire, Trump tratta sui nuovi dazi, ma blocca tutti gli aiuti internazionali. Fatto sta, insomma, qualcuno potrebbe dire tutto fumo, niente arrosto, Trump ha minacciato, tanto che adesso tutti devono trattare con lui. Era già successo in passato, signori, che aveva fatto casino nello scorso mandato e poi tutti quanti l'abbiamo guardato in faccia e abbiamo detto dai, mettiamoci d'accordo, trattiamo. Corriere della Sera, dazi e mercati, anche qui Trump tratta. Ok? E subito sotto l'intervista con il ministro Tajani che dice noi ponte tra USA e Unione Europea, e se lo dice Tajani. A proposito, oggi sul Corriere c'è anche Minniti che dice Libia, giusto accordarsi. Caso al-Masri e migranti, parla Minniti, la Libia, come tutta l'Africa, è strategica, giusto fare accordi. Ancora sul Corriere, sanità, i medici di famiglia, dipendenti pubblici, è una bella svolta, una svolta che naturalmente divide, scrive Margherita De Bach. Dubbi anche tra gli alleati, discussione aperta anche tra gli alleati di governo sulla bozza di riforma dei medici di base anticipata da Data Room del Corriere, e ancora in fase di elaborazione, dice il Ministero, il piano di Forza Italia. Sempre sul Corriere, la Campania, arrestato il tesoriere del PD. Arrestato il tesoriere del PD. No, perché qualcuno magari non sente. Il partito ricorda che è sospeso. Arrestato dalla DDA di Salerno Nicola Salvati, tesoriere regionale del PD. Decine gli indagati, contestata anche l'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questi facevano soldi con i migranti ed è chiaro che ne vogliono di più, ancora di più, sempre più. Oh, commentate gente, sveglia, giù dalle brande. 340 6709 659 per commentare quanto vi sto cianciando. Il caffè di Massimo Gramellini, siamo sempre sul Corriere, e giustamente anche Gramellini, ben pensante al 100%, si chiede: c'è qualcuno? C'è qualcuno dove? Ma in Parlamento. Il caso al-Masri è una questione politica davvero importante, molto importante, così importante che per discuterne ieri alla Camera non c'era nessuno. I pochi sopravvissuti alle fatiche del weekend esortavano giustamente la Meloni a venire in Parlamento, ma avrebbero fatto bene a estendere l'invito ai loro colleghi. Se ne contavano 5 del PD, 4 dei Verdi Sinistra e 1 a testa di Azione, Italia Viva, Europa, uguale 3, con l'aggiunta di un paio di osservatori seduti sui banchi della maggioranza. Solo i 5 Stelle, a onor del vero, erano presenti in forze. D'accordo, era lunedì, ma non si può ignorare il contrasto stridente tra la drammaticità degli appelli a salvaguardia della democrazia e la desertificazione del luogo che ne rappresenta il presidio. Qui mi fermo proprio perché mi viene da vomitare, però Gramellini prosegue sul Corriere.
che abbandoniamo, andiamo sulla prima pagina del Giornale. Titolo principale: il caso Rai 3, il patto anti-Santanchè tra report e spioni, favori reciproci tra i cronisti e la centrale privata milanese di dossieraggi sulla pelle del ministro. Ma a noi interessa di più la sinistra che presenta il nuovo Sumaoro, che poi è anche carino, il sudanese Lam Magot Biel Rue, sembra un attore del cinema, e ha denunciato l'esecutivo per Al-Masri. Sotto i riflettori spunta Lam, dai, ripetete anche voi a casa, Lam Magok Biel Ruei, ok? Buttato nella mischia dalla sinistra, e questo mi piacerebbe sapere se lui che è stato buttato o se ha voluto buttarsi lui dalla sinistra, come un novello su Maoro. Il sudanese vittima delle torture patite in Libia è andato in procura e ha denunciato per favoreggiamento del libico Al-Masri la premier Meloni, Piantedosi, Nordio. Li ha denunciati tutti denunciano tutti. Perché? Perché questo è stato menato, gliene hanno fatti di tutti i colori da questo Al-Masri, e noi l'abbiamo liberato, l'abbiamo riportato a casa come fosse un eroe. Sempre sul quotidiano Il Giornale, senti questa: shock a Roma, bambino ebreo aggredito da un musulmano. Stava passeggiando con la mamma nel centro di Roma con in testa la kippa, il tipico copricapo ebraico di forma circolare utilizzato durante le funzioni religiose, quando è stato aggredito e minacciato con un coccio di vetro da un giovane egiziano. Un episodio inquietante, quello accaduto a un bimbo di 8 anni negli scorsi giorni nel pieno centro di Roma, che solleva timori per la crescente spirale di antisemitismo. Giù la maschera di Luigi Mascheroni, camerata telese, signori, è stato picchiato, strattonato, gli hanno dato una spintarella, gli hanno dato del fascista. Telese che insomma non ci sta tanto simpatico perché parla sulla sete, però questa volta ha difeso la nostra gente ed è stato menato. Cos'è successo? Allora, scrive Mascheroni, lo diciamo con la voce incrinata dal dolore, prende in giro chiaramente, seriamente angosciati per la sorte di colui che più che un collega è per noi un amico. Solidarietà al camerata Luca Telese. Ed ecco perché. L'altro giorno a Roma, in piazza Pepe all'Esquilino, il giornalista Luca Telese, per una mattina libero dal ruolo di portavoce di Maria Rosaria Boccia, quella col pancione, ha partecipato a un'assemblea pubblica per parlare della situazione di degrado del quartiere. E lì, pensa a cosa dobbiamo assistere, è stato aggredito da Andrea Alzetta, già consigliere romano e tra i leader di Spin Time Labs, un immobile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme. Sembra che il cazzotto sferrato dall'Alzetta, detto Tarzan, abbia solo sfiorato lo zigomo di Telese, detto Ciccio, ma la gravità del gesto e la nostra indignazione rimane. C'è poi da registrarne il motivo. Tutto è nato quando il giornalista ha proposto di alzare una cancellata nella piazza contro gli spacciatori extracomunitari che rendono la vita impossibile agli abitanti fighettini della zona. E per risposta gli attivi per i diritti civili gli hanno gridato addosso fascista, e a quel punto è scattato il rissone. Idea: per far comprendere alla sinistra i danni dell'immigrazione clandestina, mettiamo i centri di accoglienza nelle ZTL. Più tende, meno Rolex. Questa è un'idea che avete anche voi, ascoltatori, è vero? Certo che però trattare Telese come un Brumotti qualsiasi, no, spiace, ci dissociamo. Comunque è davvero strano, scrive quest'oggi Luigi Mascheroni sul Giornale. Appena il degrado e lo spaccio ti arrivano sotto casa, mi diventate tutti di destra. Ecco perché alla fine l'Italia è piena di fascisti, Signori, bella meditazione oggi sul quotidiano Il Giornale. Commentate CQ 340 6709 659. Siate attivi, perché io tra 10 minuti comincio a leggere i vostri WhatsApp. Il resto del Carlino
borse in caduta, Trump tratta sui dazi, poi naturalmente lo scontro in aula sul caso Al-Masri, riferiranno i due ministri, minacciato blocco del Parlamento, sì, ma il Gherenissi quindi sono stati lì a dormire. La giustizia per i parlamentari, Forza Italia, torni l'immunità, l'opposizione fa muro, siamo sempre sul Resto del Carlino, QN quotidiano di nazionale, da Bologna, rave di Capodanno, i provvedimenti dell'anticrimine, 70 fogli di via, e ne sono arrivati un po' qui, un po' là. Importantissimo per i rocchettari che ci ascoltano, Imola dopo 10 anni ritornano gli AC/DC, il ritorno show il 20 luglio in autodromo, tornano gli AC/DC e vai, andiamo, ci vestiamo tutti da rocchettari e via! Dove vado? Vado. Sì, dai, ci vuole il Fatto Quotidiano. So che vi manca, altrimenti eccola qua la prima pagina. Oh, no, ve lo ricordo, chi ci guarda in TV, canale 252, ve le faccio vedere io le prime pagine, anche sul sito radiolibertà.net, anche su Facebook e su YouTube, lo ricordo, perché uno magari dice ma no, ma ti immagini sono su Facebook? Sì, siamo in diretta su Facebook, cercate Radio Libertà, siamo in diretta anche sulla pagina di Lega Salvini Premier e Lega Giovani, con milioni di persone che ci guardano, e salutiamo chiaramente i leghisti celoduristi. Siamo in diretta sul canale YouTube di Radio Libertà. Scandalo Al-Masri, anche la Lega per lo scudo, Premier e Fratelli d'Italia contrari, Crosetto, Nordio e Forza Italia rivogliono l'immunità, e tutti con lo scudo in mano. Ce l'ho di là anch'io, lo vado a prendere. 5 Stelle AVS parli Meloni, sul torturatore libico riferiranno 2 ministri la prossima settimana. Questo è il titolo principale del quotidiano di Marco Travaglio. O ancora, quanto c'ho? C'ho ben 4 minuti, allora vado. Vediamo cosa mi votate voi, perché siete anche voi poi che mi dite, vabbè, volete sempre la ciccia, lo so, io invece vi porto su Repubblica, ciappala lì, dazi, l'Unione Europea avvisa Trump, cioè siamo noi che avvisiamo Trump. Scrive oggi il quotidiano Repubblica con la von der Leyen che dice: pronti al dialogo con gli USA, ma se presi di mira risponderemo con fermezza. Che paura! Il vertice apre alla flessibilità sull'aumento della spesa per la difesa. E quando mai? Ancora soldi per le armi. No di Berlino agli Eurobond. Sospese le imposte a Messico e Canada. Trattativa con la Cina che avete visto, questa notte è arrivato già il primo responso, arrivano i dazi da parte della Cina verso gli Stati Uniti, ma se siete di sinistra, ragazzi, oggi bisogna assolutamente correre in edicola prima che Repubblica finisca. C'è l'intervista con la Schlein oggi, Annalisa Cuzzocrea intervista la capa del PD, la destra non si insegue, si batte. Questa è una frase capitale che non ha mai detto nessuno, bellissima, solo per questa frase vale l'acquisto di Repubblica. Ve ne dico qualcun'altra, esageriamo? La sinistra deve parlare della grande questione sociale, anche qui un'originalità, ragazzi. E ancora, se vuole un futuro, Bruxelles superi la condizione dell'unanimità. Come vedete, parole semplici, facili, comprensibili a tutti. Brava Annalisa Cuzzocrea, che è riuscita a strappare dalla Schlein dei concetti finiti, comprensibili a tutti, ma soprattutto bravi voi che correrete ad acquistare il quotidiano Repubblica. Faccio in tempo a leggervi anche, la Stampa subito no, dai, non esageriamo, anche se sono ricchissimi, Vi leggo Libero.
Anche questa è potente, sbarcano e denunciano Meloni. Migranti manovrati dall'opposizione. Un africano, parla come Sammy Varin questo, un africano fa causa a Premier Nordio e Piantedosi per favoreggiamento. Il governo ha liberato il libico che mi ha torturato. Pochi giorni fa era alla Camera con Schlein. Immigrati clandestini, arrestato tesoriere del PD, che uno ci dice, ma scusa, ma allora questi fanno soldi con tutto questo magna magna? Eh sì, l'accusa associazione a delinquere. In centropagina, guerra dei dazi, ora Trump punta all'Unione Europea, c'è anche quello, punta Trump tra le tante cose, abbiamo detto che tratta, avvisa, frena, incassa, piega, persino abbaia, tra le tante cose oggi in prima pagina sui quotidiani che fa Trump, punta all'Unione Europea, ci sta puntando, ci sentiamo osservati. Siamo sempre sul quotidiano Libero, signori, vi sto facendo ridere, mi fa piacere, se ridete di questa rassegna stampa, sono qua per quello, mi hanno messo qua per sdrammatizzare il momento drammatico, ma tranquilli, il mega si organizza. Sabato, cos'hai da fare sabato, Francesco? Sabato andiamo a Madrid, riunione a Madrid dei patrioti, Salvini e i patrioti, Musk sta con noi. Ci piace tantissimo questa cosa. Mario Secchi scrive: la sinistra ha perso il treno della storia e poi porte girevoli, il filo giallo che lega toghe e grillini. La comunicazione dell'ANM è affidata a due ex collaboratori dei 5 Stelle. Torniamo tra pochissimo, c'è la pausa, non lo sapevate, ogni mezz'ora mi fermo per un artista indipendente e alle 8 gira sempre un pianista. Oggi qualcosa di più, un pezzo che comincia col piano e poi si trasforma perché è tornato Rondò veneziano. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Allora, devo dire che mi mancava molto il rondò veneziano, ve lo ricordate ragazzi miei? Questi non hanno mai smesso di suonare, semplicemente nessuno li ha più ascoltati qui da noi in Italia. Ancora adesso suonano, un po' meno sicuramente, questa è una produzione anni 2000, però ti dico, qua in Italia non sono più stati distribuiti, infatti il marchio addirittura è stato assorbito da un'azienda svizzera. La Piazza si intitola questa canzone, questo pezzo che fa anche capo a un intero album di rondò veneziano, un ensemble musicale italiano nato nel 1979. Come non ricordarlo? Si ispira alla musica barocca da un'idea di Giampiero Reverberi, storico arrangiatore di Battisti dalla De André. Lo trovate facilmente su tutti gli store digitali, questo album, ma anche su YouTube, sperando certamente che torni al più presto a darci belle melodie, il rondò veneziano. Buongiorno da Sammy Varin, certo a chi ci ha acceso in questo momento, devo tenervi svegli, sveglia, giù dalle brande, 6 minuti dopo le 8 del mattino, per fortuna c'è Sammy Varino. E qualcuno che mi dice dalla regia, ma non ti viene il mal di testa a urlare, a sentirti? È vero, ogni tanto dico, ma chi cazzo è questo che fa casino? Ah, sono io, ma lo faccio apposta, perché diamo un prodotto diverso, grande come l'universo. Siamo qui per tenervi svegli mentre andate al lavoro. E non c'è bisogno anche di tenere la radio troppo alta, perché urlo così tanto che mi tenete basso e mi sentite ugualmente. Svegli voi che dovete svegliarvi perché state per entrare in un ufficio, siete incazzati perché mi avete scritto un WhatsApp e non l'ho ancora letto. Tranquilli, questa sera ci sarà la replica, oggi in versione ridotta solo alle 20:30, perché c'è la trasmissione di Antonino Danna, la sua trasmissione futuristica che parla di robe strane, non ho mai capito di che, ascoltatela alle 20, io farò capolino alle 20:30 ed ecco qui i vostri WhatsApp. Qual è il primo? Dov'è? Eccolo là! Questo è Maurizio che ringrazia Cainarca, che da mia sollecitazione ha intervistato il grandissimo Rinaldi. Lo avete sentito questa mattina in replica la mattina presto, ma lo trovate tranquillamente cercando sul sito radiolibertà.net la trasmissione del nostro condirettore Giulio Cainarca che si chiama Auto da Fè. Cainarca non fa più la rassegna stampa, la patata l'ha mollata a me, ma si è spostato un po' più avanti con un approfondimento sugli argomenti clou del giorno, quelli seri che magari non ci sono sui quotidiani, ma chi se ne intende li vede ugualmente. Ascoltatelo, più o meno ogni mattina intorno alle 10, 10:30, non c'è un orario preciso, il Giulio Cainarca che ha intervistato l'ex europarlamentare della Lega Rinaldi. La rassegna stampa è Bellin, se c'è Sammy Varin. Pierluigi, sei gentile, ma Bellin sì, ma con 2 L va bene. Ecco, se ce ne mettevi una sola, magari. Un altro Sucamoro. No! Cos'hai da dire? Guarda che bellissimo poi, quel tizio lì che è andato a... Guarda, è bello, sembra un attore del cinema, giuro, e dopo te lo rifaccio vedere. Buongiorno Sammy, giusto per curiosità, prova a chiedere agli ascoltatori chi di loro è mai riuscito a visitare Camera e Senato, comprese le sale delle conferenze. Io, italiano ed ex ufficiale degli Alpini, mai, mentre chi arriva con le ciabatte si fa anche le conferenze. C'è un velo di razzismo nella frase di Fabio da Vercelli, ma abbiamo captato. Ora che i responsabili dell'attacco al governo e soprattutto all'Italia si sono beccati una bella denuncia, stiamo a vedere se la magistratura non militante sarà in grado di mettere la museruola alle sempre rabbiose toghe rosse. Personalmente ci credo poco dopo aver visto il desolante spettacolo dei magistrati uscire dalle aule sventolando la Costituzione, vero, come un'arma, per negare ogni collaborazione con il potere esecutivo eletto dal popolo. Che bella democrazia! Bravo ascoltatore da Venezia.
Da Valentino invece ci scrive da Udine: buondì Sammy, i clandestini africani che si dichiarano gay per restare in Italia hanno capito tutto perché sanno che siamo un popolo già piegato a 90 gradi. E io che vado avanti anche a leggere i messaggi, Sammy Varin, volgaraccio del mattino. Ciao Sammy, quando il PD perderà la Toscana arriverà, oh se arriverà, Enrico Toscano Imperia, ma sicuramente ci stiamo lavorando e il lavoro è serio. Buongiorno a tutti i villeggianti di Bruxelles italiani. Forse non hanno capito che l'Unione Europea verrà annientata. Per metterci in salvo dobbiamo uscire per primi dalla cloaca europea. Via dall'euro subito e dall'Europa. Distinti saluti Corrado da Treviso. Caro Corrado, oggi penso ci sia, chi lo sa, alle 9:40 la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini. È una risposta, potrebbe certamente dartela lui. Come sono spuntate le due vittime del torturatore libico proprio nel momento del suo rilascio? E chi ha suggerito a uno di questi due di denunciare il governo per favoreggiamento nei confronti di Al-Masri? Ma la Schlein non aveva trovato un'occupazione fissa come armocromista? Perché perde tempo in inutili interviste che la danneggiano? Oggi è su Repubblica. La Schlein enuncia soprattutto concetti finiti definitivamente, scrive Marco. L'ultima whatsappata, poi mi rituffo nei quotidiani. Caro Sammy, queste non sono notizie, sono distrazioni dai problemi reali. Esempio, negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso più della metà della manifattura, praticamente l'autonomia statuale, ora anche la finta diatriba governo-opposizioni ha anche un minimo di pensiero critico. Infatti, chi si è fatto torturare poteva invece di spendere $8.000 per fare il clandestino, spendere 300 euro per un aereo di linea. Buffoni. PS, più torturatore di Mattarella. Chi c'è? Chiaramente deferenza verso questi messaggi che insultano il nostro presidente, torturatore, chiaramente dal punto di vista politico, psicologico, mi sto aggrappando sui vetri, d'accordo. Mi rituffo subito sui quotidiani che mi state menando via. Dove vado? Cosa manca? Manca la stampa, sì, poi andrò anche su Repubblica. Dio mio, perché mi avete messo a fare la rassegna stampa? Stavo così bene a fare Potere al Popolo alle 11 del mattino, a parte che dormivo di più, ma poi cosa ero costretto a leggervi queste cose? No, non sono costretto, però inizio già a dirvelo, oggi su Repubblica c'è un paginone, d'altronde ce lo meritiamo, un paginone a pagina 17 che titola "Tutti pazzi per il topper". Che io pensavo che fosse quello che per chiudere gli alimenti, no? Il topper non è quello, no! È nato il nuovo paniere della spesa e ci hanno messo dentro il topper perché gli piace a Barbieri. E questo Barbieri che tutti guardiamo con i suoi 4 tè, come cacchio si chiama, ci ha fatto il lavaggio del cervello e tutti noi siamo corsi a comprare il topper che mi dovete spiegare, ma è lo stesso che si mette quando i bambini sono piccoli per non fargli fare la pipì, per non fargli bagnare il materasso, è quello? Mi confermate? Boh. Fatto sta che adesso nel paniere non c'è più il Covid e quindi basta, non c'è più il tampone nel paniere, ma è arrivato il topper. Dopo ve ne parlo, andiamo sulla stampa che fa bene alla salute, perché in apertura, eccola qua, commissione d'inchiesta sui magistrati. La proposta di Forza Italia trova il consenso di Fratelli d'Italia a partire da Del Mastro e anche la Lega attacca. È il tempo dell'ira contro i magistrati. La maggioranza di destra-centro, centro-destra, destra-centro, scritto così, non ha digerito le decisioni dei giudici e così fioccano i propositi di rivalsa. Sempre sulla stampa, se ne è accorta anche la stampa, ragazzi, ma allora è grave. Il caso Libia, Al-Masri, lo scontro in un'aula deserta.
Naturalmente c'è anche l'africano che dice noi massacrati dalla furia del generale, ma soprattutto in centropagina sulla Stampa, dazi, asse Europa-Canada. Succede tutto in poche ore, il mondo in cui si muove Trump è rapido, mutevole e le certezze sono solo nella mente del tycoon fra frenate sui dazi e mercati che cadono. Insomma, uno alla sua età c'ha quasi 80 anni, quanti ne ha? E che cavolo, vorremmo essere tutti come noi. Trump fa cose, a differenza di quello di prima, che non faceva proprio niente. Trump avvisa, Trump tratta, Trump frena, Trump incassa, Trump piega, Trump persino abbaia. Insomma, oggi le prime pagine sono per un Trump iperattivo, cicapeo, che non si ferma mai, anche se giustamente la Stampa mette Musk in centropagina, perché Musk è il pifferaio nero. Un tempo Matteo Salvini mi ha dato del pifferaio, ti giuro, che era un complimento. Quando facevo il Padania Sveglia dalle 6 alle 7:30 del mattino su questo canale, ci chiamavamo Radio Padania Libera, veramente ha dato del pifferaio magico a Sammy Varin dicendo che io suonavo questo piffero e riuscivo a incantare gli ascoltatori. Oh, per me era un complimento, dici di no? Non è... cioè, certo che lo era, oh! Maschi pifferaio nero. A Madrid Salvini con Abascal, Le Pen e Orbán. Il raduno dei patrioti sotto la bandiera mega. Chiaro che saremo tutti quanti. Li facciamo diretta, giusto? Sì. Francesco, sei impegnato chiaramente sabato qui a fare regia, tutti quanti, tutti i registi insieme per fare regia perché c'è questa diretta, scherziamo, però è comunque un qualcosina che la Stampa oggi se la tocchi è come carta un po' appiccicosa e capisci il motivo, perché schiuma rabbia. La Verità, mancava questo tra i giornaloni, almeno quelli inseriti nella nostra rassegna stampa, e poi ce ne sono molti altri, ma appunto dovrei andare avanti fino a sera, qualcuno farebbe anche piacere perché c'è solo Sammy Varini in onda, gli altri fanno altro. La Verità apre con taglio alto, clandestini e tangenti, preso tesoriere Dem. Salvati, ex vice sindaco di Poggiomarino, accusato di associazione a delinquere. Terremoto nel PD della Campania, signore e signori. Roccaforte rossa, o meglio feudo, del viceré Vincenzo De Luca. Nel quadro di una maxi inchiesta della Procura di Salerno su permessi di soggiorno venduti, si parla di oltre 2000 pratiche sbrigate, è finito ai domiciliari il tesoriere regionale del partito ed ex sindaco di Poggiomarino, Nicola Salvati, PD. Nel giro di poche ore il funzionario Dem è stato sospeso dal suo incarico. In totale sono stati effettuati 31 arresti. Nei guai sono finiti una cooperativa agricola, vari dipendenti dei patronati, ispettori del lavoro e diversi professionisti. È proprio in qualità di commercialista che l'esponente del Partito Democratico si è ritrovato coinvolto nell'indagine che ruota attorno all'utilizzo dei click day per mettere a norma la posizione di centinaia di stranieri spacciati per dipendenti della piccolissima azienda. Un sistema che avrebbe permesso di aggirare le regole fissate dai decreti flussi ed emersione, pensati proprio per favorire la regolarizzazione dei lavoratori immigrati. A capo dell'intera operazione, ottimamente oliata, ci sarebbe stato l'imprenditore Raffaele Nappi, il quale, intercettato a un certo punto, presenta il conto dell'attività: 350.000 euro. Così il PD farebbe affari con i poveri africani. Il giornale delle toghe rosse assolve il governo su Al-Masri, sull'esposto contro Lovoi, aperto fascicolo ma senza indagati. L'ex consigliere di Cassazione Nappi spiega che Nordio era ininfluente nella scarcerazione del libico. Errore grossolano dei giudici romani. Meloni ha ragione sull'interesse nazionale, ma allora bisogna uscire dalla CPI. Il PD scimmiotta l'Aventino, Nordio in aula sul caso, sia il dibattito sull'immunità.
Siamo sempre sul quotidiano La Verità, che tira le orecchie alla Segre, alla quale scappa la frizione sulla Shoah. Avrebbe dichiarato: quelli in Albania sono dei lager. Ancora sul quotidiano La Verità: Messico, Canada, Panama, i dazi e i muscoli di Trump. Altro che follia, Donald vuol vincere la partita commerciale e politica spaccando il mondo tra pro e contro Pechino. E noi? E noi che facciamo? Marcello Veneziani parla di mega, uno slogan perfetto. Applaudo Musk, rendiamo di nuovo l'Europa grande e, aggiunge lui, indipendente. La guerra finisce, morsa su Zelensky, elezioni appena cessa il fuoco. Kiev elimina il leader paramilitare a Mosca, ma in patria gli ucraini uccidono i reclutatori. Questo ed altro quest'oggi sul quotidiano La Verità. Chiaramente sono qui che sbircio i vostri WhatsApp perché mi date anche ordini, certo, su quale quotidiano entrare a conoscere meglio questa mattina. Scrivete al 340 6709 659. C'è il solito comunista che scrive il manifesto, te l'ho già letta la prima pagina, più di lì non riesco a fare, ma vediamo un po'. Ok, d'accordo, quando mi scrivete che volete la verità libero, e come non posso contraddirvi, e infatti vado sul Corriere. All'interno del Corriere, a pagina 5, giustamente si parla di America, di dazi, gnigniro, gne, ma c'è lui, c'è Tajani. C'è Tajani, signori. Se l'America procede, non saremo impreparati, abbiamo una strategia. Cosa c'è? State aspettando la strategia? Aspetta che arriva. Regista tossisce. È una buona strategia, anche questa, sì. C'è Tajani oggi sul Corriere, dai, non facciamoli spiritosi. Se l'America procede, non saremo impreparati, abbiamo una strategia. Il Messico dimostra che è possibile negoziare e infatti è stata congelata la situazione dazi. Ne riparliamo, staremo a vedere. L'Italia si impegna a fare da ponte tra gli USA e l'Europa per evitare quella guerra dei dazi minacciata da Donald Trump, che, ricordiamolo, oggi su tutti i quotidiani avvisa, tratta, frena, punta, incassa, piega e persino abbaia. Questi sono tutti i verbi e le cose che fanno fare a Donald Trump. Lui sì che è attivo, ma se il presidente USA dovesse andare avanti, noi non ci faremo cogliere impreparati. Siamo già al lavoro per trovare soluzioni che non mandino in crisi le nostre aziende e il benessere dei nostri cittadini. È preoccupato dalla svolta che potrebbe prendere l'equilibrio economico mondiale per le minacce di Trump, ma vuole rassicurare tutti Antonio Tajani, ministro degli esteri e del commercio estero, e noi siamo contenti che ci abbia rassicurato. Solo un riquadretto, ma d'altronde siamo sul Corriere per l'appuntamento di questo sabato. Dai, cosa avete? Cosa avete da fare questo sabato? Niente, come al solito. Vergogna. Questo sabato tutti in Spagna. Il leader venerdì e sabato a Madrid. Salvini rilancia Musk e va dai patrioti. Dopo l'appello su X di Elon Musk ai popoli europei di aderire al movimento Mega, Make Europe Great Again, il vice premier, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, leader della Lega Matteo Salvini, ieri ha rilanciato il post del tycoon e commentato in inglese, sempre sui social di proprietà del multimiliardario. Abbiamo condiviso il progetto lo scorso ottobre a Pontida e lo ribadiremo sabato a Madrid con Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders, Herbert Kickl, Santiago Abascal, Andrei Babis e tutti i patrioti europei. È tempo di fare di nuovo grande l'Europa. Il leader di Vox, Santiago Abascal, presidente del gruppo dell'Europarlamento Patrioti per l'Europa, di cui fa parte la Lega, ospiterà il meeting venerdì e sabato nella capitale spagnola. Te capì?
Siamo sempre sul Corriere, giustamente, qualche paginone anche sull'argomento Musk. I patrioti rispondono a Musk che cerca protezione in Europa. Dietro l'appello mega gli interessi nel continente. Trump, Elon non può decidere da solo, scrive a pagina 6 del Corriere Giuseppe Sarcina. I toni dell'appello sono vagamente marxiani. Al post dei proletari di tutto il mondo ci sono i popoli che devono unirsi al movimento mega, Make Europe Great Again. Elon Musk ha pubblicato il post sabato 1 febbraio sulla sua piattaforma X. Il primo effetto è paradossale, visto che ha causato commenti contrapposti proprio all'interno del governo della grande amica Giorgia Meloni. Il vice premier, il leghista Matteo Salvini, si mostra entusiasta sui social, scrivendo in inglese, qui riportiamo la traduzione e ve l'ho già detta. Segue l'elenco dei partecipanti su cui torneremo tra poco, il fatto che andiamo tutti a Madrid questo sabato. Prima bisogna registrare la contrarietà dell'altro vice premier, pareva, Antonio Tajani, numero 1 di Forza Italia. Quella di Musk non è la mia Europa, ha detto Tajani. Io credo in un'Europa federale popolare che abbia un'anima giudaico-cristiana, cosa che potrebbe dire anche un bambino appena nato, però Tajani ci piace così. Il post di Musk è stato visualizzato da 84 milioni di follower su un totale di 215 milioni, ma oltre a Salvini lo hanno apprezzato solo altri 567 mila utenti. Sabato nella capitale spagnola si ritroveranno i politici che stanno provando a costruire una rete di patrioti europei. Ci sarà anche il premier ungherese Orbán, che ha già usato lo slogan Mega nel luglio scorso, presentando il programma del suo semestre di presidenza. Ma poi si va avanti con tutta la lista, bla bla bla, Vox, ok, certo. Musk dunque cerca sponde in Europa. Viene naturale, scrive il Corriere, collegare queste mosse con l'inchiesta avviata dalla Commissione europea, come ha spiegato giovedì 30 gennaio Enna Vikkunen, titolare della sovranità tecnologica. L'esecutivo di Bruxelles ha adottato nuove misure per chiarire se i sistemi di raccomandazione di X siano conformi al Digital Service Act. In sostanza si vuole capire se X stia manipolando gli algoritmi per orientare i contenuti in modo da favorire una parte politica. Sì, perché finora si favoriva quell'altra parte politica sui social. Il timore è che l'imprenditore possa abusare della sua posizione dominante, inquinando per esempio le campagne elettorali in Germania. Va bene. A proposito, questa è una notizia piccia che però fa arrabbiare gli animalisti, il figlio di Donald, che nella vita qualche cacchiata l'ha fatta, tra le cacchiate che ha fatto, Donald Junior, senti qui, sparava alle specie protette nella laguna veneta. I video sui social, la denuncia di un consigliere, il figlio del presidente USA non aveva neanche la licenza. Una battuta di caccia nella laguna di Venezia rischia di diventare un caso internazionale, perché Donald Trump Jr., figlio del presidente degli Stati Uniti, lì non poteva sparare, ma soprattutto perché non poteva abbattere anatre di una specie protetta, tutelata in tutta Europa, in una zona vincolata, inserita nella rete Natura 2000. La denuncia parte dal consigliere regionale del Veneto e arriva in Parlamento. Sono sempre questi, Legambiente o giù di lì, che denunciano a go, anche per motivazioni che non c'entrano niente. Vedi Matteo Salvini, gli immigrati sulla barca, dice vabbè. Comunque, questo è tutto da leggere. Se vi interessa, se siete animalisti, oggi sul Corriere della Sera e anche su altri quotidiani si scopre che il figlio di Trump viene a sparare persino da noi. Ancora sul Corriere oggi ricchissimo, perché a pagina 13, bisogna dirlo, inchiesta sull'immigrazione illegale, Campania, arrestato il tesoriere del Partito Democratico, salvati ai domiciliari 36 coinvolti, tra i reati associazione a delinquere. Il partito lo sospende, Fratelli d'Italia attacca, ma è chiaro che lo
diciamo sempre ridendo e scherzando che sono un business gli immigrati, ogni tanto salta fuori, diciamo, la verità. A proposito, sempre della sinistra, la Todde 5 Stelle Sardegna ritorna in aula, stravolgono il voto, Sardegna a rischio stallo, il centrodestra accusa. La governatrice, bolletta e spese irrilevanti. Un mese dopo l'ordinanza con la quale il collegio di garanzia della Corte d'Appello avviava l'iter di decadenza per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali, Alessandra Todde sembra essere riuscita a disinnescare il rischio di un precoce tramonto politico. In Consiglio regionale la Presidente ha caparbiamente contestato la decisione del collegio di garanzia, ma nello scontro col centrodestra non si sono replicati toni e veleni di inizio anno. Nell'aula mai risuonata la parola dimissioni. Oh! Sveglia centrodestra, asperità verbali, dilettantismo, incompetenza, superficialità. L'attacco più duro è venuto dal suo competitor alle elezioni, l'ex sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, ora capogruppo di Fratelli d'Italia. La legislatura è morta, neanche un pronunciamento della giustizia favorevole alla Todde potrebbe salvarla. Ha perduto ogni credibilità politica. Parole forti, ma clima non infuocato, tant'è che infine la stessa Todde l'ha riconosciuto, un confronto misurato, e ha pure ringraziato. Certo, se c'eravamo noi in quell'aula, forse, ma c'eravamo, che ormai siamo ridotti a un lumicino, avete votato Fratelli d'Italia, ragazzi miei, i nostri Fratelli d'Italia, stiamo benissimo con loro. Chiaro che è come caratura, guardalo lì il Sammy Varin con l'oro che è arrivato ai nuovi massimi storici, ci parla di caratura, mi fermo, c'è la musica indipendente, torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone in espansione su tutta l'Italia e meteo più stabile ovunque. In mattinata residua instabilità solo al sud, con isolati scrosci tra Bassa Puglia, Calabria e Sicilia, nebbia in Val Padana. Nel pomeriggio ancora qualche addensamento al meridione, bello altrove, ma con temperature in leggero calo, specie al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro.
59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti, mi chiamo Lume e lascio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Questa canzone, dal titolo Fragile, è una delle canzoni più importanti che io abbia mai scritto, perché riporta le mie fragilità, le mie sofferenze, un momento buio della mia vita che ha caratterizzato il mio essere. Ecco, diciamo che è stato veramente un momento buio dove ho dovuto lavorare con me stesso per ritrovarmi. Questa canzone poi ha un motto ben preciso ed è per chi è fragile dentro e fuori. Perché questo motto? Perché noi non dobbiamo avere paura di far vedere le nostre fragilità che abbiamo dentro, fuori. Ecco, questa è Fragile e lascio ancora un saluto a tutti. Ciao!
Nella rassegna stampa di Sammy Varin, gli artisti indipendenti, quelli che non andranno a Sanremo, quelli che non sentite da nessun'altra parte. Noi mandiamo in onda la musica che non è. In questo caso il bravissimo Lume, si chiama Luca, classe 2002, legatissimo al suo segno zodiacale, la Vergine, e al pianeta Mercurio che lo rappresenta. La canzone è Fragile se volete, la trovate facilmente su YouTube. 8.39, buon mattino da Sammy Varino, rassegna stampa assolutamente fuori dal normale, quella che vi regalo ogni mattina tra le 7.30 e le 9.30, in replica poi la sera verso le ore 20, ma soprattutto ritrovate tutto quanto, ricordate, sul sito radiolibertà.net cliccando podcast. Poi chiaro, già che siete lì, sbirciate la nostra controinformazione, perché la nostra è una radio, è una televisione, ma anche un sito internet di informazione, o meglio di controinformazione, e già che proprio siete lì, ricordatevi che noi campiamo anche grazie al vostro sostegno economico, e quindi grazie a chi entrerà sul sito radiolibertà.net, cliccherà abbonati, sostienici, e magari ci verserà quei 5 euro per dire: Sammy Varin, mi piace la tua rassegna stampa, al contrario non mi piace, ma ti sento lo stesso perché dici le notizie che a volte sono difficili da trovare sui quotidiani e le vai a spulciare. Vero, è vero, è vero, sono tutto pieno, pulciosissimo, che mi gratto, tanto che oggi abbiamo scoperto che Trump è iperattivo su tutti i quotidiani. Trump fa cose, Trump avvisa, scrive Repubblica, Trump tratta, scrive il Corriere, Trump frena, il Sole 24 Ore, Trump punta all'Unione Europea, secondo Libero, Trump incassa, scrive il Messaggero, Trump piega, il Domani, Trump è un mercante, scrive il Manifesto, Trump abbaia, wow, secondo il Quotidiano del Sud. Che storie! E intanto Repubblica però scrive anche della Cina, che ha risposto a Trump. La Cina risponde a Trump con dazi al 15% su carbone e gas USA, questa è la notizia della notte che non trovate sui quotidiani, ma soprattutto la Cina fa ricorso. Fa ricorso a che? A cosa si attacca? Indovina, indovinello, ragazzi, al WTO. Ragazzi, il commercio mondiale, gli abbiamo dato tanti di quei soldi, li abbiamo fatti entrare al WTO, e mi ricordo come fosse ieri la Lega diceva no, non fateli entrare, d'altronde era un paese che aveva bisogno di sostegno, stava crescendo. Sì, gli abbiamo dato troppo sostegno ed è cresciuto troppo. Torniamo sui quotidiani. Dai, leggo 2 WhatsApp, proprio 2, silenzio però, non ditelo a mio padre che poi mi ascolta e dice leggi troppi WhatsApp, silenzio. Buongiorno Sammy, ogni essere umano non va rispettato o no? Ogni essere umano e non va rispettato come merita. Sti WhatsApp scritti male, io poi non capisco, già capisco poco. È umano e va rispettato o non va rispettato come merita, ma tutti i problemi, allora ogni essere è umano e va rispettato, diciamo così, lo cambio, ma tutti i problemi degli italiani sembrano non esistere più. Politici di opposizioni e giornaloni hanno altro cui pensare. Sì, pensano a fare affari con gli immigrati, questo è il problema. Buongiorno, mi piacerebbe sapere perché vanno in Libia se sanno che li torturano. Questo clandestino che ha denunciato il governo va espulso immediatamente, non sappiamo lui cosa ha commesso per scappare in Italia. È proprio qui che voglio andare, assolutamente sì, mi sposto dal Corriere e vado sul quotidiano Il Giornale, che mette proprio in prima pagina il titolo: la sinistra presenta il nuovo Sumaoro. Telchi, guarda che bello, ma è bello davvero ragazzi, è il sudanese Lam Magok Biel Ruei. Chiaro che Sumaoro era più semplice ragazzi, lo chiamavamo Suma, Oro, Suma. E qui cosa diciamo? Lam Magok Biel Ruei, Lam Magok Biel Ruei. E comunque vado all'interno, a pagina 11 ci vado. Ce la devo fare. Ecco che giro le pagine.
Eccomi qua, a pagina 11 del giornale, la sinistra lancia il nuovo Soumahoro. Un sudanese convinto a denunciare in procura il governo per il rilascio di al-Masri. Attenzione, non si capisce se il sudanese è convinto o se è stato convinto. Sì, è doppia possibilità, un sudanese convinto a denunciare in procura il governo. Ma è convinto davvero questo sudanese? Aventino sì, Aventino no, Aventino forse, scrive Stefano Zurlo sul giornale. Le opposizioni potrebbero tornare oggi in Parlamento per ascoltare l'informativa sul caso al-Masri, prevista per l'ora di pranzo alla Camera e nel primo pomeriggio al Senato, ma pongono condizioni precise. Deve essere la Premier in persona a spiegare tutti i passaggi della vicenda, ma il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che ci sarà, e tutto questo nel giorno in cui l'esposto Li Gotti comincia a produrre un effetto emulazione. Una delle vittime delle torture patite in Libia e di cui sarebbe responsabile proprio il generale al-Masri è andata in procura e ha denunciato per favoreggiamento il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno e quello della Giustizia. Insomma, con il suo esposto l'avvocato Li Gotti sembra aver aperto un'autostrada ad accuse di ogni tipo contro l'esecutivo. Il procuratore di Roma Lovoi tiene il punto e continua a ripetere di aver trasmesso al Tribunale dei Ministri la denuncia per favoreggiamento e peculato perché non aveva margini di discrezionalità e non c'erano alternative. Era un atto dovuto, ma nella stessa magistratura si alzano pareri di segno opposto. Lovoi avrebbe potuto decidere in altro modo. In ogni caso, un magistrato non può essere un semplice passacarte. Fatto sta che ora anche un migrante proveniente dal Sud Sudan punta il dito contro Palazzo Chigi. Il tutto in un clima di grande tensione in cui l'opposizione attacca il governo e rilancia critiche affilate. Ora sotto i riflettori arriva Lam Magog Biel Ruei, vittima e testimone delle violenze compiute dal generale al-Masri, e viene portato alla Camera, stretto nell'abbraccio delle opposizioni, buttato nella mischia come un novello Soumahoro. Il suo avvocato Francesco Romeo deposita l'atto, poi spiega l'inerzia del ministro della Giustizia, il quale avrebbe potuto e dovuto chiedere la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale, e il decreto di espulsione del ministro dell'Interno con l'immediata predisposizione del volo di Stato per ricondurre il ricercato in Libia hanno consentito all'al-Masri di sottrarsi all'arresto e di ritornare impunemente nel suo paese di origine, impedendo così la celebrazione del processo a suo carico. Ecco così spiegata, almeno secondo il legale, l'accusa pesante di favoreggiamento che francamente si fatica a comprendere. Arriveranno altri esposti? E la procura finirà col diventare una buca delle lettere gestita da legali, magari in accordo con i partiti che contrastano la maggioranza. Romeo tuona contro il volo di Stato, contro la presunta inerzia di Nordio. In parallelo si susseguono le dichiarazioni bellicose dei leader delle minoranze. Non siamo disponibili a riprendere i lavori in quest'aula, spiega la capogruppo del PD a Montecitorio. E qua mi fermo, ragazzi miei, perché poi abbiamo visto ieri l'aula assolutamente vuota, e questo ci basta per capire questi che voglia di lavorare hanno. Tutto fumo, niente arrosto, e finché non arriva la Meloni. La vittima delle torture del generale libico accusa l'esecutivo di favoreggiamento e l'opposizione sceglie di andare sull'Aventino. Eccolo qua il personaggio del giorno, l'africano del giorno, Lam Magog Biel Ruei. Naturalmente è passato da quel centro per migranti romano che tutti conosciamo e che soprattutto conoscono quelli che ci abitano nella zona. Pasquale Napolitano ci ricorda cosa è successo invece in Campania a proposito di magna magna sugli immigrati, business dei clandestini. Arrestato il tesoriere PD nell'inchiesta sui click day. Dirigente Dem è ai domiciliari. Nel mirino dei PM la rete per favorire l'immigrazione illegale. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che mi sento di prendere ancora in mano per portarvi a pagina 12, cambiando completamente argomento e stando un po' più sul leggero, ma una bella meditazione a pagina 12 parlando del nodo istruzione,
Intelligenza artificiale legata al latino a scuola. Ecco il piano del governo. Il ministro dell'istruzione Valditara, PD e CGIL hanno dimenticato l'insegnamento di Gramsci. Interessante questa meditazione, da una parte il latino, dall'altra parte l'intelligenza artificiale. Andiamo avanti, a pagina 18 la brutta cronaca romana, che fa capolino anche per fortuna su qualche altro quotidiano, ma non tutti. In strada con la kippa, botte a 8 anni. Il minorenne picchiato in pieno centro a Roma, salvato dalla madre. Arrestato un senzatetto egiziano, ha lo status di protezione internazionale in Italia. Il ragazzino stava passeggiando con la madre in via Nazionale e indossava il copricapo ebraico. A Milano deturpato il murale con Liliana Segre. Questa l'atmosfera che siamo obbligati a ingurgitare quotidianamente. Che ore sono? Wow, 8:49, voi state whatsappando alla grande, restate lì che poi li leggiamo al 34067 09 659. Il quotidiano Il Tempo oggi titola: non bloccano gli sbarchi, ma bloccano il Parlamento. Ecco la sinistra che vuole l'invasione dei clandestini. Subito sotto, chi ha denunciato il governo dopo Sumaoro? AVS cambia testimonial, spunta la rete di Baobab. Gianluigi Paragone scrive l'Am Bacocc e l'ipocrisia del fronte dei più buoni. L'editoriale di Tommaso Cerno, altarini e bugie della sinistra pro clandestini. Le famose mani nella marmellata pare ce l'abbia messa il tesoriere del PD campano, accusato di avere gestito un business di falsi permessi di soggiorno. E così Nicola Salvati, che sui cartelloni elettorali sfoggiava una bella faccia e un bel sorriso, viene sospeso in fretta e furia dal partito di Ellis Lane, una tappa che mostra ancora di più certi altarini che una sinistra impegnata contro Benito Mussolini, anziché occuparsi dell'Italia di oggi, finge di non vedere, e cioè che i clandestini sono un business per un sacco di gente e chi li difende alimenta questo business. Una doppia morale che si riverbera nell'incredibile polemica sull'idea forzista di ridare al Parlamento un'immunità che impedisca a un singolo PM di distruggere una carriera politica prima di una condanna. Ognuno la pensi come vuole sul tema, come dice Tajani va discusso, ma che sia il partito di Salis a protestare anziché chiedere la revoca immediata dell'immunità per la sua onorevole occupatrice di case rasenta ridicolo, come i nuovi testimonial dei migranti pescati dalla rete di Baobab, di cui oggi racconta Il Tempo. E non soltanto, naturalmente, Il Tempo. Andiamo avanti, eccolo qua, all'interno, pagina 2. Il PD non blocca gli sbarchi, ma blocca il Parlamento. La minoranza vuole che Meloni vada in aula per riferire sul caso del generale libico. Il Movimento 5 Stelle iscrive 30 deputati a parlare per criticare il governo dirottando i lavori del DL Cultura. Politica e immigrazione, che cosa dicono i politici? Conte, la sorella Ariana Meloni, ha detto che Giorgia Meloni è come Frodo, ma qui si sta realizzando una frode a danno degli italiani, non lo permetteremo. Tra quelli che c'erano, chiaramente, quei pochi che c'erano ieri in Parlamento. Antonio Tajani, Forza Italia, ne risente l'immagine dell'Italia. 6 magistrati scrivono nel registro degli indagati la Premier, 2 ministri e un sottosegretario. Occupiamoci di altro. Claudio Borghi della Lega, ecco qui, immigrati più mancanza di immunità parlamentare uguale legioni di denunciatori. Ripristinare subito l'articolo 68 della Costituzione. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Il governo e Fratelli d'Italia vanno avanti nella lotta all'immigrazione illegale, nonostante ci sia chi fa di tutto per ostacolare chi combatte i trafficanti. Angelo Bonelli, AVS. La verità è che Meloni non ha il coraggio di spiegare perché ha liberato l'assassino al-Masri, conosciuta nel mondo come la complice dei trafficanti. Questo ed altro quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che all'interno
parla anche della proposta dell'immunità. Forza Italia lancia l'idea dell'immunità. Indovina chi grida allo scandalo? Quelli di AVS che difendono Salis. Ilaria sì, i ministri no. Tajani, personalmente non sono contrario, da discutere. La deputata Zanella di AVS, la destra vuole autoassolversi. Naturalmente, se siete interessati, l'articolo è tutto vostro. Si parla sul quotidiano Il Tempo anche del Consiglio regionale sardo, decadenza, la Todde si difende, pagata una bolletta di tasca mia e non con i fondi elettorali, e poi giro ancora pagina, e a pagina 4 del quotidiano Il Tempo naturalmente il caso Al-Masri, Fratoianni and Company portano il migrante alla Camera e lui denuncia Meloni. Il rifugiato sudanese diventa il braccio della sinistra contro il governo, incolpa premier e ministri di aver espulso il libico che lo avrebbe torturato. Eccolo qua, in alto c'è Lam Bakok Biel Ruei, ma Gerenalter, questo c'ha la pettinatura alla Semivarin, proprio assolutamente no, il contrario, la Slen Fratoianni con David Iambio. Insomma, poi dopo, già che c'erano, sono arrivati anche altri, giustamente, insomma, hanno fatto una cosa tutti insieme, ma li abbiamo visti la scorsa settimana. Ci chiedevamo, ma cos'è tutto questo movimento di africani? David Iambio, cofondatore e portatore di Refugees in Libia, ok? E poi naturalmente c'erano tutti quelli dell'associazione romana Baobab che aiuta tutti i migranti e che voi romani conoscete molto bene, aiutata moltissimo anche dal comune, dalla città di Roma. Il business dei falsi permessi di soggiorno, tesoriere regionale del PD arrestato, un intero paginone a pagina 5 del Tempo con i manifesti elettorali di Nicola Salvati. Guardalo lì, c'ha una faccia veramente onesta. Poggio Marino conta su di me. E lui contava i soldi? Assolutamente no, per me non ha fatto nulla. Fatto sta che non è una bella pubblicità per il Partito Democratico, che invoglia ad aiutare gli immigrati, e uno si chiede, si aiutano da soli? Punto di domanda. Repubblica, chiedo scusa, ma c'è Repubblica, ma soprattutto c'è la Slime su Repubblica a pagina 5, e dai. L'intervista di Annalisa Cuzzocrea. Schlein, la premier non segua chi vuole disgregare l'Unione. E poi la frase capitale: la destra si batte se non si imita. C'è un clima di ineluttabilità in Europa rispetto alla minaccia che arriva dalle politiche di Donald Trump e rispetto all'onda nera di estrema destra che gli Stati Uniti, a trazione Elon Musk, cercano di far crescere anche da questa parte dell'oceano. La segretaria del PD Elise Line è a Bruxelles, ha partecipato al prevertice del Partito Socialista Europeo. Abbiamo cercato di suonare la carica perché la destra si può battere a condizione di non inseguirla. È un messaggio che porta in Europa, ma è chiaramente rivolto a chi in Italia è tentato di rilanciare gli allarmi e le emergenze della destra di governo. Quanto al lodo Franceschini, alle aperture di Conte, al modello ulivista di Prodi, sono discussioni da cui per ora la segretaria si tiene fuori. Insomma, che cosa dice nell'intervista? Se si tiene fuori dalle beghe. L'Unione è a un bivio, o è in grado di fare un passo avanti sull'unità o sarà cancellata. Va rilanciato un grande piano di investimenti. E ancora, è rischioso far valere con Trump relazioni bilaterali. Se ogni paese comincerà a trattare per sé, sarà l'inizio della fine. E infine, nazionalismo estremista e tecnocapitalismo si sono saldati. Possiamo vincere solo parlando della questione sociale. Oggi la slide è sul quotidiano Repubblica a pagina 5. Nella pagina precedente, Meloni con Donald
è un negoziatore sbagliato attaccare, gelo dei partners europei. Niente reazioni scomposte, intanto l'Italia anticiperà l'obiettivo del 2% per le spese militari. Sotto c'è la polemica con il grande Matteo Pucciarelli, quello che piace molto al generale Vannacci. Mega nodi italiani, ma Salvini andrà al raduno spagnolo dei patrioti, scrive Pucciarelli. Deve ancora nascere davvero, strutturarsi, darsi un metodo e obiettivi pratici, ma intanto il lancio via X di Mega, la versione europea del MAGA, Make America Great Again, lo slogan di Donald Trump, proposta da Elon Musk, sta già dividendo la destra. I sovranisti sono percorsi da invidie e contraddizioni nei rapporti con i nuovi padroni a Washington e il magnate sudafricano, oggi consulente del governo USA, sta intervenendo a gamba tesa sulla politica europea in vari paesi. Così, ad esempio, il presidente di Forza Italia Antonio Tajani commenta che quella immaginata da Musk non è la mia Europa, dice Tajani. Io credo in un'Europa federale, popolare, che abbia un'anima giudaico-cristiana. Credo nel federalismo. Sono un sovranista europeo. Sono anche un patriota italiano, ovviamente, ma poi ognuno ha le sue idee, quelle non sono le mie. Aggiunge il vicepresidente del Consiglio, mi pare che in Europa i cittadini alle ultime elezioni hanno scelto il Partito Popolare, insomma la tentata rivoluzione di Musk in appoggio a estremisti di destra e nazionalisti va a sbattere con i risultati delle urne di pochi mesi fa e con gli equilibri europei che vedono in larga maggioranza una larga maggioranza che va dal centrodestra ai socialisti. Matteo Salvini invece ha confermato che l'8 febbraio a Madrid ci sarà il ritrovo dei leader dei patrioti. La formazione di cui fanno parte Orbán, Le Pen, Wilders, Kikel, Santiago Abascal, Andrei Babis. Saranno tutti presenti, gli stessi che andarono a omaggiare Tida, il segretario federale del Carroccio. Sono loro i diretti sostenitori del progetto di Musk. È tempo di rifare grande l'Europa, scrive su X l'altro vice premier, ma della Lega, copiandone il claim. I leghisti sono più esaltati dal protagonismo politico di uno degli uomini più ricchi del mondo. C'è già chi si esibisce col cappellino da baseball con lo slogan sulla fronte, vedi l'europarlamentare Susanna Ceccardi, ma quello era ancora quello vecchio. Le intemerate contro il politicamente corretto, contro i migranti e contro i giudici, la diffusione di bufale contro gli avversari politici, il metodo Musk è in perfetta sintonia con la bestia di Antica Maria. Questo ed altro con Matteo Pucciarelli, che salutiamo e iniziamo quest'oggi sul quotidiano La Repubblica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Io non so cosa ne pensate, ma a me piace. Si chiama Simona Sansovini, in arte Sansi, con la Y finale. Questo è l'ultimo pezzo, All Night, ma lei è un'artista poliedrica nel mondo della moda, dello spettacolo, chitarrista del web. Dovete cercarla su Instagram, ragazzi, fa di quelle suonate su Instagram. Sansi, con la Y, Simona Sansovini, arriva da palchi importanti, ma soprattutto ogni sera o quasi si mette a fare dirette suonando e suona anche bene, oltre a essere chiaramente una bella ragazza. All Night, la sua ultima produzione, assolutamente sconosciuta a livello nazionale, ma chissà. Buongiorno da Sammy Varin, 5 minuti dopo le 9 del mattino. Sammy Varino sta per concludere la rassegna stampa, almeno quel poco, insomma, che vi lancio, quelle idee particolari. Tra poco vi leggerò anche un po' di WhatsApp e apriremo pure le linee. Prima però ancora un giro sul quotidiano Repubblica, perché a pagina 17 ce la racconta giusta, ragazzi miei. Tutti pazzi per il topper, che siamo qui ancora a chiederci cosa sia, quelli che non guardano Barbieri, tutti pazzi per il topper, e il paniere della spesa cancella l'era del Covid. Si parla del nuovo carrello Istat. Dai prodotti sentinella dell'inflazione è uscito il tampone, e meno male, entrano il coprimaterasso, quindi questo topper, e lo SPEC. La polemica, scelte opinabili anche per l'Istat, e quindi è arrivato il momento di decretare la fine della pandemia. Dal paniere 2025 escono il tampone molecolare e il test sierologico per ricerca degli anticorpi Covid. Rimane tra i prodotti che ogni mese vengono controllati per rilevare le variazioni dei prezzi solo il test che si compra in farmacia per l'autodiagnosi. Le entrate sono invece un po' di più, alcune piuttosto scontate, come lo SPEC, il pantalone corto da donna, la lampada da soffitto, la camera d'aria per le biciclette, le spazzole tergicristalli e i coni gelato. Quindi è per basarsi sui consumi degli italiani si guardano queste cose. Non è che prima non venissero rilevati, è solo che non costituivano una voce autonoma. Suscita invece polemica l'entrata del topper per il materasso, che, spiega l'Istat, amplia la gamma di prodotti nell'aggregato cuscino tra punte, piumoni e copriletti. Secondo il Codacons, l'ingresso dei topper arriva sull'onda lunga di programmi televisivi che hanno pubblicizzato i benefici di tale prodotto, trasformandolo in una moda del momento. Ma l'Istat non ci sta, comunicando come ogni anno i dati sull'imponente struttura di rilevazione dei prezzi che fa da base ai dati che vengono aggiornati ogni mese. Spiega perché per la selezione dei prodotti si tiene conto delle informazioni quantitative e qualitative che si hanno a disposizione, delle indicazioni che vengono dagli uffici comunali di statistica e barabli barabla, insomma avete capito. Infatti di spalla c'è Maurizio Crosetti che scrive: il lusso casalingo che ti fa sentire come negli hotel di chef Barbieri. La setta del topper, quella congregazione di maniaci che quando entrano in una camera d'albergo vanno immediatamente a controllare se sul materasso c'è la mitica imbottitura supplementare, sarà felice. L'accessorio reso famoso in TV da Bruno Barbieri fa ingresso nel paniere dell'Istat insieme allo SPEC, ai pantaloncini corti, al cono gelato. Ma se l'affettato, il pistacchio cioccolato e le braghette fanno parte da sempre delle nostre vite, del topper ignoravamo l'esistenza fino all'avvento di 4 Hotel nel 2018. Non vado avanti, se non l'avete mai visto Barbieri, faccio pure a meno di ricordarvi cos'è il topper. Fatto sta che è entrato nel paniere, e questa è una notizia che significa che qualcuno ci ha lavato il cervello. Fatemi vedere soltanto, do una sbirciatina al quotidiano La Verità all'interno.
a pagina 7, migranti spediti nei lager albanesi. Stavolta la Segre inciampa sulla Shoah. La sopravvissuta ad Auschwitz critica il CPR di Jadè e le deportazioni di Trump. Paragone pericoloso. Infatti lei, quando i No Green Pass evocavano l'Olocausto, si indignava e li snobbava. Sono una minoranza. Sempre sul quotidiano La Verità, scippatrici creano il panico in metropolitana. Scoperte, 4 bosniache a Milano attivano i freni del treno e feriscono una guardia usando la schiuma dell'estintore. Presa pure la borseggiatrice che diceva rubare è un lavoro. Anche qui, ragazzino accoltellato, erano africani, minore con la kippa aggredito, in manette un egiziano a Roma. Siamo sul quotidiano La Verità, ma questa è una notizia che fa capolino per fortuna anche su altri quotidiani. La Verità, pagina 8, ci ricorda che oggi Arcuri torna in commissione Covid. I punti da chiarire sulle mascherine. L'ex commissario sarà audito stamattina dalla bicamerale d'inchiesta. Tra le domande a cui deve ancora rispondere, quelle sulle maxi commesse di DPI cinesi da 1,2 miliardi e il contratto fatto saltare. Così quest'oggi il quotidiano La Verità, mentre Semi Varin apre, dai, apriamo le vostre telefonate allo 02 9294 7222. Io riprendo il quotidiano Libero. A pagina 4, anche qui in grande, nuovi episodi di antisemitismo, 15enne con la kippa aggredito in strada a Roma. Subito sotto la tragica fuga a Milano, subito a processo l'amico di Rami e parte la perizia sul palo del semaforo. Fares è accusato di resistenza pubblico ufficiale per aver ignorato l'alta dei carabinieri, prorogato a fine mese il deposito della consulenza cinematica sullo schianto finale. Sempre su Libero, ma a pagina 5, i numeri del Viminale, dalle zone rosse espulsi 700 stranieri, il 66% degli allontanamenti a carico di immigrati con precedenti per spaccio e rapina, record a Milano, 447 cacciati dalle zone rosse, e qui a Milano si preoccupano soltanto se hai accesa o no la sigaretta. Il delirio di AVS, ci ricorda su Libero Massimo Sanvito. La sinistra vuole indagare i poliziotti che perquisiscono senza trovare nulla. Emendamento shock al DDL sicurezza. Devono provare l'attendibilità degli indizi. I rossoverdi tifano anarchia. Gli agenti rispondano solo se aggrediti da armi letali. 029294 7222. Entrate in onda e dite la vostra sugli argomenti del giorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, sempre scoppiettante la mattina, mi raccomando. Sempre. Per un certo periodo questa radio stupenda lo ha mandato come sigla di un programma. Pensando al tesoriere del PD e pensando agli interessi che ci stanno dietro l'immigrazione clandestina e come si guadagnano le ONG, la sinistra in generale, le cooperative, dovresti sempre mandare quell'audio famoso del compagno Buzzi, il capo delle cooperative rosse a Roma, ma lo sai che si guadagna molto di più col traffico di immigranti che col traffico di droga. Te lo ricordi questa frase, certo. Claudio? Certo. Lo dovresti mandare come incipit. Una volta in una trasmissione di quest'altro, proprio all'inizio di ogni trasmissione, il compagno Buzzi, lo sai che si guadagna più con gli immigrati che col traffico di droga. Lì sta tutta la chiave, gli interessi dei vari Sumaoro, delle denunce, il governo, la Meloni, Nord, tutte queste cose qui. Lì sta l'origine di tutti, sono affari stramiliardari per le cooperative, per la Chiesa e per il PD.
Mandatelo. Grazie Ciao. caro, lo andiamo a ritrovare. Francamente andare a visitare la cloaca romana, anche no. L'aria di Roma è malsana e lo si è visto e lo si vede con gli italici leghisti che in versione sottomissione su tutti i fronti all'italico Stato. Luca da Brescia, il secessionista, ci fa sapere che è ancora vivo. Quando lasceremo l'Eurofogna sarà sempre troppo tardi, scrive qualcun altro. Ancora al sud e ora la Campania con gli arresti domiciliari di chi ha guadagnato e fatto truffe statali, anche strutture PD, con falsi permessi di immigrati. Questi purtroppo ce l'hanno nel DNA di truffare di piccole cose agli appalti e io con aziende coop ho abitato anni al sud e magari noi ci ridiamo su con un chi ha avuto e mandolino. Quanto ci è costato nei decenni un sud preda del malaffare e trasportato al nord anche politico ai massimi livelli? Tan, ta, ta, tan. WhatsApp ne stanno arrivando mamma mia quanti, 340 6709 659. Io mi chiedo, possibile che né politici né giudici e magistrati guardino le trasmissioni di Mario Giordano? Io li manderei in toto a trasferirsi dove alloggiano i migranti e poi ce lo raccontiamo. Ancora, speriamo che Trump ce la faccia a disgregare questa diabolica Unione Europea di matti. E infine, io mi domando, siamo sempre qui ad ascoltare che l'ennesimo migrante dichiari che in Libia siano torturati. Non è che è un pretesto per far sì che i politici favorevoli a questa immigrazione vengano accolti indifferentemente senza controlli? La riflessione è la seguente: possibile che dopo tanti anni e tanti lor signori debbano ancora transitare da quei meridiani? Qui gatta ci cova. Sempre i vostri messaggi che stanno arrivando al 340 6709 659. Sì, Sante da Treviso, buongiorno e buongiorno anche a questo che ci scrive un WhatsApp, o meglio ce lo suona, ce lo canta, ce lo parla sul cursore. Vediamo cosa dice questo. Ciao Sammy, ma la gente si rende conto chi ha votato Forza Italia che sta votando PD? Cioè, ma Tajani da che parte sta? Io non riesco a capire. A parte che anche Berlusconi a volte era così, Quando era il momento di fare le cose, plac, si girava sempre dall'altra parte. E certo, guardava più i suoi interessi che altro. E questo è uguale. E seconda cosa, ma la Schlein che critica la Meloni, ma cosa vuole andare a comandare? Vuole fare il premier lei? Ma quando va all'estero? La prima domanda che gli fa come sta tuo fratello Pippo Franco? Ciao. Spiritus 0292 7222. Chi vuole parlare in diretto componendo questo numero 029294 7222. Intanto io leggo i messaggi che mi avete spedito questa mattina 40 6709 659 a commento di quello che vi ho letto in rassegna stampa. Che ci faceva il sudanese in Libia? Aveva i documenti in regola o era il solito invasore barbarico che porta degrado e violenza in casa d'altri? Io non credo al federalismo europeo. Da anni l'Unione Europea è solo dittatura antipopoli. Tajani, da inetto presidente del Parlamento Europeo, si considera il coronato, mentre era semplicemente scornato, chiaramente, politicamente parlando. Of course, abbiate rispetto per chi sta facendo con noi un importante governo. Sì. 029294 7222. Pronto? Sono io? Buongiorno. Ciao Sammy, senti, sono Emilio, telefono dalla provincia di Como. Ciao. Benedetto Croce disse questi italiani sono così pignoli che a ogni problema cercano il pelo dell'uovo e quando l'hanno trovato gettano via l'uovo e si mangiano il pelo. Ciao Sammy e buona giornata. Grazie, meditate gente, meditate. Schlein, Bonelli e Fratoianni, odiatori di tutto quello che è italiano. Sono contro l'Italia e gli italiani. Ma perché la Schlein non se ne torna in Svizzera invece di fare danni in Italia? Punto di domanda. 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, l'Europa è disperata per i dazi di Trump.
Ma spieghiamo un attimo il perché dei dazi di Trump. Intanto a Canada, Messico, va bene, adesso li ha rinviati di un mese perché ci saranno le trattative, a parte che quello è il suo metodo, cioè sparare in alto e poi trattare, no? Convincere gli altri a trattare. Perché sia il Messico che il Canada sono i maggiori esportatori di merci negli Stati Uniti. Il Messico è il primo paese esportatore negli Stati Uniti, secondo è la Cina e terzo il Canada. Ma sia Messico che Canada a loro volta importano dalla Cina e poi esportano negli Stati Uniti. Trump vuole riportare la produzione nel suo paese perché gli Stati Uniti hanno solo il 10% del PIL di prodotti realizzati interamente negli Stati Uniti. Maggiormente sono le case automobilistiche che lavorano in Messico, case automobilistiche americane e tedesche che lavorano in Messico ma ricevono merci cinesi, pezzi cinesi che poi assemblano e poi portano negli Stati Uniti. A sua volta, perché l'Europa è disperata? Per la stessa ragione, perché Francia e Germania sono dei grandissimi importatori di merci dalla Cina, che a loro volta esportano negli Stati Uniti, ovviamente non prodotti alimentari per quanto concerne la Francia, ma sicuramente prodotti elettronici o comunque legno e tutto il resto. L'Europa ormai è soggetta alla Cina e quindi è terrorizzata, a partire dalla von der Leyen, che mica per niente è tedesca. L'Italia sta meglio perché l'Italia ha meno importazioni dalla Cina e soprattutto i prodotti che esportano negli Stati Uniti sono soprattutto alimentari, in gran parte alimentari, che ovviamente non sono certamente importati dalla Cina. Quindi noi siamo in una posizione migliore e speriamo di riuscire a sfangarla. Ultima cosa, già 8 anni fa, quando c'è stata la prima presidenza Trump, c'è stato un occhio di riguardo per l'Italia. Ad esempio, erano stati messi dazi sul cognac e sul camembert, ma assolutamente no, ad esempio, sul grana padano, sul parmigiano reggiano e sulla grappa friulana. Ciao Sammy, spero di essermi spiegato bene. Ciao, grazie per questa analisi. Certamente siamo nelle mani della Meloni, sicuramente, e sui quotidiani di quest'oggi, qualunque quotidiano compriate, c'è l'attività frenetica di Trump. Quindi ripassiamo la lezione. Su Repubblica Trump avvisa, sul Corriere Trump tratta, sul Sole 24 Ore Trump frena, sul Libero Trump punta all'Unione Europea, sul Messaggero Trump incassa, il Domani dice che Trump piega, il Manifesto dà a Trump del mercante, mentre il Quotidiano del Sud dice addirittura che Trump abbaia. A tutto questo risponde nella notte la Cina. Dazi al 15% su carbone e gas statunitense. Questa è la notizia che non trovate ancora sui quotidiani. Ancora messaggi al 340-6709-659 se siete lì indecisi tra il gnacca e il petacca. Scrivo. Scrivetemi un vostro parere sulle notizie del giorno. Inviatelo via WhatsApp al 340-67 09659 e io ve lo leggo al volo. Buongiorno, ho ascoltato questo signore, vero, si diventa super ricchi con i clandestini, più con i clandestini che con la droga. Sempre detto che Tajani è di sinistra e rema contro il governo. Non è vero, però ogni tanto ci viene il dubbio che porti anche un po' di sinistra all'interno del nostro governo. Torniamo per un attimo sul tempo, perché giustamente tutti che vogliono sapere, ma questo nuovo africano che sostituirà Sumaoro che è preoccupatissimo, dice dai cacchio, già più nessuno parla di me, mi sostituiscono col primo nero che passa. A pagina, che pagina è questa? Non c'è. Pagina 4 del Tempo si parla della rete del Baobab. Dai, non conoscete il Baobab? Gli attivisti pro-immigrati, dalla denuncia a Salvini
alla difesa dello scafista con lo sponsor Cookie, la rete degli attivisti pro-immigrati Baobab Experience, dalla denuncia per razzismo a Matteo Salvini alla difesa con i big di AWS dello scafista condannato, cambiano i personaggi ma il copione è sempre lo stesso: colpire gli esponenti del centrodestra per garantire l'impunità ai clandestini e lasciare correre il business dell'invasione incontrollata dall'Africa. Non è un caso, infatti, che la nuova denuncia contro il governo sul caso Al-Masri arrivi dall'avvocato Francesco Romeo, che assiste da anni personaggi protetti dalla galassia dell'associazione, che offre supporto, virgolettato, supporto alle persone migranti contro le politiche di frontiera sia esterne sia interne. Romeo, che ieri ha presentato l'esposto del sudanese Lamma Gok Biel Ruei, è colui che nel 2018 aveva già denunciato l'allora titolare del Viminale Matteo Salvini per tentare di fermare il piano dei porti chiusi del governo Conte. La rete Baobab. E li abbiamo visti tutti questi immigrati neri l'altro giorno, abbiamo detto ma chissà che cosa sta succedendo. È arrivata la denuncia del migrante torturato da colui che abbiamo invece liberato, e gli abbiamo fatto festa. Non scherziamo, però adesso è un altro grattacapo in più, ragazzi miei. Come finirà questa cosa? Ogni giorno arriva una denuncia, una controdenuncia, e fa de chi e fa de là. Oh signor! Certo, mi state richiedendo ancora nuove emozioni, ne volete ancora di più, sembra incredibile. Allora vi porto sul quotidiano La Stampa, perché a pagina 4 del quotidiano La Stampa c'è un intero paginone per chi è alla ricerca di forti emozioni, intitolato I patrioti di Musk. Sabato a Madrid la convention con Salvini, Abascal, Le Pen e Orban, il leader della Lega, assieme faremo grande l'Unione Europea. Il disagio di Tajani, e la foto naturalmente di Matteo Salvini con Musk e tutti i leader che ci saranno questo sabato in quel di Madrid. Questo a pagina 4 del quotidiano La Stampa, ma un po' più avanti vi imbattete nell'intervista a Giancarlo Caselli, a pagina 11 della Stampa. Un'aggressione quotidiana, il governo attacca le toghe per distrarre la massa, così dice l'ex magistrato Caselli. Chi non la pensa come loro diventa un pericolo, così si minano i pilastri fondamentali dello Stato di diritto, dice Caselli. Palazzo Chigi dia una spiegazione accettabile sul caso Al-Masri, perché rimandarlo libero in Libia diversamente è incomprensibile. Parla anche del pacchetto sicurezza. Tante voci diverse parlano del più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Lo schiaffo della Cassazione, un piccolo riquadretto bello a pagina 11 della Stampa. Di cosa si tratta? Soltanto 5 giorni per presentare ricorso, così i migranti non possono difendersi. Ullala, senti qua. Dalla Cassazione arriva un altro schiaffo al governo. Il 31 gennaio scorso, con ordinanza numero 4308, la Corte si è pronunciata sul ricorso di un migrante algerino, ritenendo fondato il dubbio di costituzionalità delle procedure di espulsione, così come sono state riscritte nel 2024 dall'esecutivo Meloni. In quella occasione, infatti, la possibilità di un ricorso in Cassazione è stata drasticamente ridimensionata, lasciando appena 5 giorni agli avvocati per preparare e presentare il ricorso contro le decisioni dei tribunali. Secondo la Cassazione, questo tempo così ristretto comprime eccessivamente il diritto di difesa, pregiudica la possibilità di contraddittorio e sostanzialmente contrasterebbe con gli articoli della Costituzione e della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La parola va ora alla Corte Costituzionale. Solo 5 giorni per andare dall'avvocato? Il povero immigrato clandestino ha tante cose da fare e ti immagini, dategli più tempo. Va bene. Qui mi fermo, signori, certamente è ora di fermarsi. Diamo la parola tra pochissimo al nostro direttore Sallusti con il suo editoriale, poi più avanti
avanti avremo Claudio Borghi Aquilini, Giulio Cainarca, e alle ore 11 ritornerà il secondo tempo della controinformazione di Sammy Varin. Quest'oggi avremo un artista, o meglio un gruppo indipendente che si chiama Nova Noise. Subito dopo alle 11:30 avremo Focus Valle d'Aosta, le notizie del giorno commentate dal consigliere regionale della Lega. Oggi c'è Simone Perron che ci parlerà naturalmente anche del territorio valdostano. Ringrazio come al solito tutti voi per gli incredibili WhatsApp che andrò avanti a leggere dopo le 11 al 340 6709 659, ma chiaramente chi si è perso la rassegna stampa si è svegliato solo adesso. Oh, giù dalle brande! Andate sul sito radiolibertà.net. Chi ha bussato? Chi è? Oh mamma, il sostituto di Sumaoro che è venuto qua. No, non aprire. Se vi siete persi la rassegna stampa, tranquilli, sul sito radiolibertà.net, tra pochissimo la trovate in podcast. Grazie a Francesco, tanto ci rivediamo dopo.